E oggi a Racalmuto si è svolta la cerimonia di intitolazione ai caduti di Nassiria della villetta comunale sita in via Cesare Terranova nella ricorrenza del 19° anniversario della strage. L'attentato provocò 28 morti, di cui 19 italiani e 9 iracheni, tra cui 5 militari dell'esercito e 12 carabinieri italiani. Oggi 12 novembre 2022 ricorrono 19 anni dalla strage di Nassiria. Il comune di Racalmuto ha voluto celebrare questo evento intitolando la villetta di via Cesare Terranova proprio ai caduti di Nassiria. È un momento particolarmente importante dove le istituzioni militari, civili, le scuole, la Chiesa sono presenti perché questo evento debba essere ricordato e tramandato alle generazioni future. La villetta di Racalmuto quindi sarà intitolata ai caduti di Nassiria e costituirà un simbolo per tutte quelle generazioni che vogliono ricordare l'evento e condannare tutte le stragi, tutte le torture e le barbarie che le guerre portano in atto. Un ringraziamento particolare all'amministrazione di Racalmuto e all'associazione Un Sorriso per la Vita per aver mantenuto viva la memoria di un evento che ormai risale a 19 anni fa ma che gli italiani non hanno mai dimenticato. La perdita di 17 militari ma anche di 2 civili italiani e di 9 iracheni, la cui vita fu portata via dall'esplosione di un'autobomba. Fu un momento difficilissimo, ma un momento che ci ha fatto anche ricordare quanto ci si possa sentire italiani quando intorno a quelle bare, il giorno dei funerali solenni, si riunì tutta Italia a piangere, in un gesto di fratellanza, in un gesto di patriottismo, di vicinanza a quei valori per i quali quegli uomini avevano giurato fedeltà al tricolore. Sì, oggi è una bellissima manifestazione, anzi devo fare complimenti al sindaco di Racalmuto e all'amministrazione per la bellissima iniziativa di ricordare in occasione del 19° anniversario della strage di Nassiria i nostri valorosi soldati e carabinieri che hanno perso la vita per un ideale di pace. Sono dei momenti che devono essere sempre ricordati e quindi la nostra presenza, le istituzioni, gli uomini dello Stato ancora una volta confermano la volontà di ricordare quegli uomini che hanno dedicato la loro vita per la pace. Dopo 2 anni di duro lavoro continua il mio operato per la zona confine Fico-Fontanelle. Oggi diamo un segnale forte ai cittadini della zona, una rivalutazione, una consegna alla cittadinanza della villetta di via Cesare Terranova, una villetta priva di illuminazione e giochini ed attenzione. Oggi finalmente la denominiamo, la intitoliamo ai caduti di Nassiria, così che le generazioni future possano avere un segno forte e soprattutto in questo periodo dove evochiamo tutti la pace, avere la possibilità di avere un punto di ritrovo che ricordi qualcuno che non c'è più per amore della patria. Un'occasione per ricordare e non dimenticare. Questi non sono incontri di circostanza, sono momenti che dobbiamo costruire anche per condividerli soprattutto con le comunità e con i ragazzi delle scuole. L'evento di Nassiria 19 anni fa è stato un evento devastante, il nostro paese ha pagato un prezzo altissimo, carabinieri e militari dell'esercito, oltre a 2 nostri concittadini che si trovavano lì per lavoro. È stato veramente un evento che ha sconvolto il paese. Io ho ricordi ancora dei funerali, ma soprattutto però è stato anche un momento in cui il paese si è ritrovato sotto la bandiera e sotto l'egida dell'Arma dei Carabinieri e delle nostre forze armate, perché anche questo è un ruolo fondamentale che i tutori dell'ordine e le forze armate svolgono anche all'esterno dei nostri confini per tutelare sempre la pace e l'armonia tra i popoli.